Buongiorno, buongiorno di nuovo in diretta con Focus TG. Oggi pomeriggio una comunità intera si è stretta alla famiglia Nessenzia, ieri pomeriggio ovviamente, alla famiglia Nessenzia per l'ultimo saluto alla piccola Ludovica. Silenzio e commozione nella piazza antistante la chiesa arcipretale di Mel, siamo nel Bellunese, che non è riuscita ad accogliere chi ha voluto manifestare il proprio affetto e il proprio dolore. Sentiamo Tiziana Bolognani. Uno squarcio azzurro nel cielo sopra l'arcipretale di Melle si è fatto spazio fra le nubi plumbe che hanno ricoperto la Valbelluna. Se esiste un luogo oltre a quello terreno dove immaginare e giocare spensierata Ludovica Nessenzia, il segnale è arrivato, chiaro e diretto, ai cuori delle migliaia di persone che in silenzio hanno riservato l'abbraccio di amore e di vicinanza ai genitori Renzo e Martina e a tutti i familiari della piccola. A vederla, quella minuscola bara di legno chiaro, si stringe il cuore, eppure chi ha il compito di raccontare fatica a nascondere la commozione. Celebriamo il desiderio di vivere la vita che si scontra con il dolore, dice il parroco introducendo il rito funebre. Il Vangelo di Giovanni anticipa un'omelia di affetto. Io in questo momento sono venuto diverse volte in chiesa in questi giorni e ho provato a pensare come può stare anche lui. E me lo immagino anche lui con le lacrime agli occhi. E sono i Vangeli che ci permettono di dire questo. La morte, lo sappiamo, fa parte della vita e riguarda prima o poi tutte le famiglie, ma quando tocca gli affetti più cari non riesce mai ad apparire come qualcosa di naturale, e soprattutto quando i genitori perdono i figli, perché sopravvivere ai figli è qualcosa di straziante che contraddice la natura stessa dei rapporti familiari. E con la perdita di un figlio è come se il tempo si fermasse. Rispettiamo il silenzio, è una frase costante durante la celebrazione ed è un silenzio interrotto dalle parole strazianti del papà di Ludovica. Grazie, nostra piccola Ludo, per tutto quello che ci hai regalato, le risate, gli insegnamenti e perché no, qualche rimprovero che poi scrive a risate. Quanti momenti bellissimi riaffiorano continuamente nelle nostre menti. Tutto parla di te. Aiutaci, Luca. Aiuta la tua mamma, il tuo papà, il tuo fratellino Edo, i tuoi nonni e i tuoi zii. Il feretro di Ludovica Nessenzia attraversa la piazza lungo un corridoio ornato di palloncini bianchi e rosa. Ovunque sarai la canzone di Irama scelta dai genitori per accompagnare la loro bimba, morta fra le loro braccia il 15 novembre a causa di una meningoencefalite non diagnosticata. Ora i genitori hanno lanciato una raccolta fondi per realizzare un parco giochi. Si chiamerà Sorridendo per la Ludovita e ogni offerta sarà un contributo per costruirlo con il comune di Borgo Valbelluna, che assieme alla famiglia al più presto individuerà l'area. Per salutare Ludovica il cielo si riempie di palloncini, un ultimo gesto semplice e carico di affetto. Dal luogo in cui il tempo si è fermato, il ricordo di una vita troppo breve continua a volare, leggero, nelle mani di chi resta. Servizio di Tiziana Bolognani. Sono solo e senza un soldo. Su Facebook qualche mese fa il messaggio disperato di Gianluca Bessegato, il 59enne senza fissa dimora, che è stato trovato morto di freddo in un canale a Silea. Non ho una lira, dormo per strada e sono rimasto solo. Ho perso tutta la famiglia. Parole disperate, una richiesta di aiuto rimasta inascoltata. Gianluca Bessegato è stato trovato morto in un canale vicino agli impianti sportivi via Ancendona a Silea. Un dramma nel dramma, una storia di solitudine ed emarginazione. La sua giacca, ritrovata appoggiata ad una ringhiera, in una tasca un biglietto della mom, un pacchetto di sigarette e una confezione di Moment ed il portafoglio con i documenti. Nessun cellulare. Il corpo parzialmente in acqua e semicoperto dalle foglie, eseguito su disposizione del pubblico ministero a Nortica l'esame esterno della salma. Al momento il cadavere, quando è stato osservato dal medico, non presentava segni di violenza evidenti, se non compatibili chiaramente con quelli della sua posizione all'interno del fosso. Diciamo che dai primi elementi che abbiamo potrebbe essere morto per cause naturali, in particolare forse per il freddo.
freddo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per qualche problema di tossicodipendenza, era stato visto dalla polizia locale la sera precedente mentre camminava nella zona dell'ex Chiareforti barcollando. Poi ha raggiunto la zona dove è stato ritrovato. Perché lungo una strada chiusa? Che cosa doveva fare? Alcuni residenti avevano sentito qualcuno parlare a voce alta. Alle 4:15 di notte ho sentito dei schiamazzi, di parlare forte così, e pensavo che fosse magari un incidente. Ho alzato la persiana e mi ho visto un tizio che girava su e giù, ma non stava stando in piedi, barcolava un po'. Ho pensato sarà un ubriaco. Poi sono tornata a letto e tornava, ha discusso un po', gridato così da solo, perché non c'era nessuno, era soltanto lui. Una strada, questa, ci dice un cittadino, poco frequentata. I carabinieri hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire gli ultimi momenti dell'uomo, che sembra pernottasse in uno degli stabilimenti industriali dismessi della zona. Uno si è là e dopo che ne sei qua da Messorea, diverse telecamere. Qui avete diverse telecamere e i carabinieri quindi hanno acquisito le immagini. Sì. Nelle prossime ore il pubblico ministero deciderà se effettuare l'esame autoptico sul corpo del 59enne, morto per il freddo, forse caduto nel fossato per un malore. Servizio di Daniela Sizia e ovviamente ancora furti in tutte le nostre province. Ieri eravamo stati con Monica Smiderle a Tezze sul Brenta, un uomo che era sotto la doccia, è stato derubato di oggetti, di banconote, di una grossa refurtiva. Anche la moglie era in casa e i ladri acrobati poi sono riusciti a scappare. Oggi torniamo a Tezze perché un'altra raffica di furti. Andiamo da Federico Fusetti. Federico Fusetti con Tommaso Migot per la parte tecnica. A te Federico. Sì, buongiorno da Tezze sul Brenta, siamo in via Remondina per parlare purtroppo ancora di furti in abitazione, perché ne abbiamo parlato nel collegamento di ieri, sempre Tezze sul Brenta, oggi un'altra zona del comune, come dicevo via Remondina. Abbiamo parlato poco fa con la signora che ha avuto la brutta sorpresa di trovare poi i ladri che hanno visitato la sua abitazione. E quindi vi possiamo raccontare quello che ci ha detto la signora poco fa, ma prima ringrazio il signor Graziano che abita anche lui qui, non ha per fortuna avuto brutte sorprese proprio in questi giorni, però le è successo un po' di tempo fa. Una decina di anni fa. Non credo che sia una bella sensazione. Proprio per niente. Cosa le era successo? Se venissi dentro e mi non ero a casa. Sono entrato e ho trovato il disastro. Nato sono in camera e era tutto l'armadio aperto, rabaltato tutto insieme al letto. E che ha portato via tutto che trovare, i soldi che ha trovato, l'oro. E anche la brutta sensazione di avere qualcuno che è entrato in casa. Che se entra in casa e non te conosci chi è, non te sai che persone che è, chi ha messo in mano. Sei che mannetti o sporchi. Certo, e adesso che succede di nuovo in questa zona un po' di paura c'è? Certo, fa un po' una sensazione mia bea. Certo, grazie al signor Graziano. Dicevamo della signora che abbiamo incontrato poco fa, era al lavoro, insomma il copione è quello, sono entrati per fortuna non facendo troppo danni alla porta d'ingresso, tutto sottosopra, naturalmente hanno trovato qualcosa perché c'è sempre qualcosa nelle nostre abitazioni, hanno rubato alcuni gioielli che hanno trovato, poi sono fuggiti dal retro, i vicini hanno visto scappare queste persone, probabilmente c'era un ladro fuori che aspettava e che ha avvisato i complici e se ne sono andati. La cosa particolare è che poi molti dei vicini, anche qui di via Remondina, hanno visto nel pomeriggio un'auto, un'Audi nera che diciamo si aggirava da queste parti, segnalate ai carabinieri, targa e tutto, quindi insomma potrebbe essere che ci siano delle novità anche investigative. Dicevo che ieri siamo stati qui a Tezze sul Brenta e appunto altri episodi simili
e allora il servizio per un po' ricapitolare quello che è successo in queste ore e ridò la linea allo studio. Un'azione fulminea durata pochissimo mentre i proprietari erano in casa. Siamo in via Concordia, a Tezze sul Brenta. Eros Bizzotto, il capofamiglia, era rientrato da poco e stava facendo la doccia. La moglie in cucina stava preparando la cena. Non si sono accorti di nulla. I malviventi sono penetrati in camera da letto e hanno fatto razzia di oggetti preziosi. La moglie era in cucina e io ero in lavanderia a farmi la doccia. Sono saliti da questo poggiolo. Hanno saltato questo, sono entrati nel mio, là avevo la persiana abbassata e anche la porta chiusa, avevo staccato l'allarme perché eravamo dentro, ma era proprio la prima volta. Hanno sforzato la sala cinesca, sono entrati in camera e là hanno agito in affare penso di un minuto o due e mi hanno portato via, svaligiato l'oro e gli orologi. Nessun rumore, sono entrati, hanno messo a soqquadro la stanza e poi via, fuggiti in un attimo con il bottino, spariti nel buio della sera. I carabinieri sono arrivati poco dopo, ma dei banditi nessuna traccia. Bizzotto ci racconta lo shock che ha vissuto quando ha scoperto il furto. Avevo le gambe che tremavano, sebbene che ho anche il porto d'armi, cose come, però non è neanche il coraggio di alzare una mano proprio. Io manco, poi non so gli altri, ma tanta paura, tanta paura. E sua moglie? Mia moglie era tutta agitata, proprio stanotte abbiamo passato in bianco, fortunatamente non ci hanno neanche fatto del male a noi, perché dobbiamo pensare anche a quello, perché adesso hanno sempre il coltello in tasca. La paura c'è e il trauma resta. Fortunatamente non ci hanno fatto del male, continua a ripetere Bizzotto, e per fortuna non li ho scoperti mentre erano ancora dentro in camera. Sono molto preoccupati anche i vicini di casa. Adesso io ho l'app del 112, orario che secondo me è molto valida, però insomma se ti prendono all'improvviso, anche perché fa paura che ti tendino. I carabinieri ieri sera loro non fanno niente, hanno le mani legate, la magistratura deve cambiare questa legge qua. Se deve punire la gente, oppure fare una videosorveglianza, mettere delle telecamere sulle vie qua, perché sennò non vivi più dentro qua. Servizio di Monica Smiderle, adesso sentiamo altre reazioni, altre testimonianze raccolte dai nostri inviati. Ancora il comune di Tezze sul Brenta nel mirino dei ladri. I malviventi ieri sera hanno colpito qui in via Concordia, ma nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali sono state derubate alcune case in via Los ma anche in via Volta. Il comune ha attivato con la prefettura il controllo di vicinato, ma la preoccupazione dei cittadini è palpabile. Gli allarmi delle case sempre accesi, le inferriate alle finestre, le telecamere che riprendono. La gente ha paura, evita di uscire di casa soprattutto nel tardo pomeriggio e alla sera. È un'ondata di furti senza fine, quella che continua a martoriare il territorio bassanese e l'Alta Padovana. Tezze sul Brenta, Cassola, Rossano. Ladri sono stati segnalati ieri sera a Cittadella, nella zona di via Borgo Musiletto, via Casa di Ricovero. A mio avviso bisogna lavorare molto sulla prevenzione, quindi con i sistemi di sicurezza delle abitazioni e essere un pochettino attenti anche nei quartieri, perché bisogna sempre stare in guardia e eventualmente segnalare alle forze dell'ordine eventuali persone sospette. Si cerca di rimanere in casa nei orari che si pensano siano cattivi, cosiddetto per far entrare i ladri, però non sempre siamo a casa perché la vita ci porta anche a muoverci. Io e mia moglie ci diamo il cambio, davvero, perché sennò vado via io e lei sta a casa, io sto a casa e lei va via. Funziona secondo lei il controllo di vicinato? È un deterrente, penso di sì, qualcosa. Come ci si difende da questi ladri? Bisognerebbe quando li prenderlo metterli dentro. Allarme, tranquilli, dopo siamo a casa anche noi, perché è un'età che non è che si vaga tanto in giro la sera, capisci? Però adesso bisogna fare attenzione. Sembra un giallo, un episodio di violenza accaduto ieri sera a Cornuda. Un 29enne ha raccontato ai carabinieri di essere stato accoltellato da un rapinatore che ha tentato di portargli via il portafogli. Gli inquirenti però continuano a indagare anche su altre piste. Vediamo, sentiamo.
C'è Marta Marangoni in diretta. A te Marta. Sì, buongiorno direttore a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo a Cornuda in via Manzoni per raccontarvi di questo episodio che ha destato non poco allarme qui in paese. Ieri sera, poco prima delle 19, un giovane di 29 anni ha chiamato i carabinieri e il suo M118 raccontando di essere stato aggredito da un rapinatore che ha tentato di sottrargli il portafogli. Al diniego della vittima l'uomo avrebbe sferrato diverse coltellate, 3-4 che hanno colpito il 29enne all'addome, fortunatamente provocandogli delle lesioni non gravi. Il rapinatore a questo punto sarebbe fuggito, l'uomo è rientrato in casa, ha lanciato l'allarme, ha chiamato i carabinieri e il 118. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno appunto verificando la versione delle persone interessate. Peraltro il portafogli del 29enne è stato ritrovato dai carabinieri abbandonato a terra poco distante. Un episodio quindi dai contorni ancora da chiarire, che preoccupa comunque i cittadini di Cornuda. Abbiamo qui con noi il sindaco Enrico Gallina, lo ringraziamo per essere qui. Sindaco, che cosa è successo secondo quanto è stato riferito anche a lei e che clima si vive in paese dopo questa notizia? Un episodio sicuramente di una certa gravità. Sono stato informato ieri sera di questo fatto e mi sono subito confrontato con il comandante Alfieri della caserma di Cornuda, che ringrazio. È un episodio che deve ancora essere approfondito nella dinamica e nelle motivazioni, quindi sono in corso le indagini per cercare di capire cosa sia realmente successo. Chiaramente sono situazioni che generano allarme e insicurezza nella popolazione. Vero è che Cornuda non è avvezza a questo tipo di episodi, fortunatamente è un paese molto tranquillo. Chiaramente però quando si sentono queste notizie, quando accadono questi fatti, l'opinione pubblica e la cittadinanza è sempre molto preoccupata. L'importante credo che sia il lavoro di squadra e fare sinergia tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini per prevenire questo tipo anche di episodi, non farsi giustizia da sé ma cercare in qualche maniera di collaborare. È una situazione, è un periodo che si presenta particolarmente complicato, lo sappiamo in questa fase dell'anno, abbiamo recrudescenza di furti e di episodi di questo genere. Ciò non vuol dire che dobbiamo prendere il bastone e aggirarci, anche se a volte capisco l'esasperazione anche delle famiglie, ma dobbiamo cercare di mantenere la calma e adoperarsi con i canali ufficiali in modo da poter intervenire in maniera efficace e sicura per tutti quanti. Ecco, questa dunque, direttore, è la situazione. Da Cornuda restituisco la linea. Grazie a Marta Marangoni e Alberto Pivetta per la parte tecnica e adesso andiamo a Padova, dove ci sono Marta Zatta e Federico Cibotto, perché è stata sgominata una banda di ragazzine violente. Sono state arrestate 2 sedicenni. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, a Padova è stata smantellata una baby gang tutta al femminile. Si tratta di 4 minorenni, 3 sedicenni e una tredicenne, accusate di aggressioni, rapine. Insomma, il centro città di Padova era impaurito, visti appunto i numerosi episodi. Giusto per citarne uno, quello che risale al 25 agosto, quando un senza tetto anziano era stato preso di mira da queste baby bull che gli avevano rubato le stampelle e avevano iniziato a spruzzargli acqua negli occhi con una pistola a giocattolo. Ecco, a tal proposito abbiamo sentito il questore di Padova, Marco Dorisio. Ascoltiamo le sue parole. È stata riscontrata, almeno qui su Padova per la prima volta, una struttura, quindi un gruppo strutturato con anche dei ruoli per cui sono state appunto tutte così nucleate queste circostanze. La Procura della Repubblica per i minori di Venezia ha richiesto al GIP le misure cautelari di custodia che sono state appunto disposte dal giudice, che ha sottolineato appunto questa
questa stabilità del gruppo di giovani, si tratta di 4 ragazzine, disponendo per quella che un po' possiamo definirla il capo, la figura di vertice, una sedicenne, la custodia cautelare presso un istituto penitenziario minorile, per l'altra il collocamento sempre in una struttura per minori. Altre 2 ragazzine poi a loro volta sono indagate a vario titolo, si contano ben 9 capi di imputazione per fatti particolarmente gravi, sono indagate in stato di libertà. Per una ulteriore quindicenne altre misure ho disposto di DASPO, Willy, divieti di poter così raggiungere la stazione, addirittura c'è una infratredicenne. Il dato quindi di un gruppo strutturato tutto al femminile, dove avevano anche un'area ben praticamente consolidata, dove ponevano in essere queste violente condotte, che è quella praticamente della stazione ferroviaria e delle aree limitrofe. Addirittura fino anche ad arrivare a segnare nel centro storico cittadino delle scritte evidenti praticamente sui muri della città, dove si inneggiava, quindi a riprova di voler esercitare un controllo su una porzione del territorio, dove appunto si inneggiava la liberazione del fratello della ragazza appunto colpita della minore colpita dalla misura cautelare, anch'egli ripeto autore al maschile di tutta una serie di reati di questo genere, fra i quali anche l'aggressione alla stazione al 1° di febbraio nei confronti della troupe di Striscia la Notizia, quindi a riprova proprio di una coscienza e consapevolezza di voler esercitare un controllo su una porzione di territorio prevaricando il prossimo con condotte violente. Tutto questo non esiste se esiste la legalità e il rispetto delle regole, che vale per tutti. Ecco, quindi abbiamo sentito le parole del questore, che ha già fatto anche un primo bilancio delle misure preventive adottate quest'anno nei confronti di soli minorenni. Siamo già arrivati a 180, basti pensare che l'anno scorso ne erano state fatte 80, quindi insomma capiamo l'aggravarsi della situazione. Per il momento da Padova è tutto, a te la linea. Grazie a Marta Zatt e a Federico Cibotto per la parte tecnica. Restiamo a Padova perché è stata sgominata una banda di ladri albanesi che avevano colpito a Padova e in provincia di Padova, ma si erano poi rifugiati in un covo di Pordenone. Ci sono stati degli arresti, ancora la questura di Padova con l'operazione del questore Odorisio. Il blitz della polizia in piena notte mentre i ladri stavano rientrando nel loro covo dopo aver messo a segno 3 furti e tentati altri 2. La banda di predoni albanesi da settimane stava razziando il Veneto e da un paio di giorni si era spostata in Friuli. La squadra mobile di Padova, che li aveva intercettati e individuati dopo una decina di colpi nel comune di Albegnasego, li ha arrestati mentre stavano rientrando nel loro ultimo covo, un appartamento affittato da un B&B di Fiume Veneto in provincia di Pordenone. I poliziotti padovani a metà novembre avevano notato un'auto di grossa cilindrata, un Audi A6 risultata intestata ad un ignaro prestanome, a girarsi sempre nelle zone dove erano stati registrati dei furti, nei comuni di Albignasego, Noventa Padovana e nel quartiere Guizza a Padova e a Salzano nel Veneziano. La vettura si muoveva utilizzando strade secondarie poco battute, si spostava sempre. Nelle zone prescelte i 4 predoni effettuavano sopralluoghi cercando abitazioni ideali da svaligiare con serramenti facili da forzare. In più occasioni la banda era entrata in un appartamento di mira utilizzato come base logistica, poi lo spostamento verso Pordenone. Qui i poliziotti, dopo aver accerchiato la casa, sono intervenuti scoprendo un'ingente refurtiva stipata nelle stanze dell'appartamento. Recuperata ingente refurtiva per circa 200.000 euro tra gioielli, pietre preziose, monini d'oro e anche denaro contante. Sequestrati anche tutto il necessario da flessibili con dischi, trapani, quindi anche per poter avere la meglio aprire delle casseforti. Il blitz per evitare la fuga imminente all'estero dei 4. Uno degli albanesi aveva spostato il letto nella camera sotto la finestra, pronto per scappare in caso dell'arrivo delle forze dell'ordine. 2 componenti della banda risultavano latitanti con condanne per furti avvenuti in tutto il nord-est nel 2021. Un terzo uomo aveva precedenti per furto e porto abusivo d'armi, mentre uno di loro era incensurato. Stiamo svolgendo anche degli approfondimenti
Per quanto riguarda la posizione del pubblico esercizio recettivo, dove erano giunti in quanto non erano stati registrati, soltanto uno incensurato, mentre gli altri 3 con un pretesto non erano stati ancora registrati. Sono stati tutti e 4 arrestati e ora si trovano nel carcere di Pordenone. Servizio di Valentina Visentin, oggi in regia Francesca Pezzo e Italo Morao, e adesso andiamo in diretta a Venezia, anzi a Mestre credo, con Ilaria Marchiori, perché con le accuse di falso in atto pubblico e finanziamento illecito della campagna elettorale è stato indagato il sindaco Luigi Brugnaro. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio succede a pochi giorni dall'udienza preliminare che si svolgerà il prossimo 11 dicembre in merito all'inchiesta Palude, per capire quali saranno i destini giudiziari degli indagati coinvolti, tra cui appunto il sindaco Brugnaro. E in concomitanza i pubblici ministeri Terzo e Baccaglini hanno appunto notificato a Brugnaro e anche al direttore generale del comune Ceron l'atto di chiusura indagini per un'altra, in realtà autonoma inchiesta, ovvero quella nata dalla segnalazione della Guardia di Finanza di cui avevamo già parlato nei mesi scorsi, con l'accusa di concorso in finanziamento illecito ai partiti. Le spese per la campagna elettorale del 2020, dunque di poco più di 5 anni fa, che portarono appunto alla rielezione del sindaco, che avrebbe sforato, dicono, di oltre mezzo milione, il tetto invece di 330.000 euro previsto per ogni candidato sindaco del comune di Venezia. Qui con me c'è Giuseppe Saccà, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Venezia. Voi già a marzo avevate fatto presente la cosa. Sì, non solo a marzo, perché adesso ci sono gli aspetti giudiziari, ovviamente starà la magistratura, ci sarà il procedimento e vedremo come andrà a finire, però il tema politico è molto semplice, molto chiaro, che è poi l'essenza della legge sul tema del finanziamento, ovvero che tutti i candidati devono avere le stesse opportunità, e avevamo già denunciato nel 2015, quindi non solo nel 2020 con l'ultima elezione, la sproporzione di mezzi che all'epoca il candidato sindaco e oggi il sindaco Luigi Brugnaro poteva mettere in campo e ha messo palesemente in campo. È ovvio che questo sfalsa il gioco democratico. Tutti i candidati devono avere le stesse opportunità, in maniera che i cittadini possano scegliere liberamente sulla base delle idee che i diversi candidati propongono alla cittadinanza. Quindi noi speriamo che questo sia soprattutto utile in vista della prossima campagna elettorale, che sappiamo ci sarà il prossimo anno, che speriamo si svolgerà nel massimo rispetto delle regole e nel massimo rispetto, diciamo, dell'essenza delle regole, ovvero tutti quelli che saranno i candidati dovranno avere le stesse opportunità per proporre le loro idee politiche ai cittadini. Noi questo chiediamo, nulla di più. Ecco, questo è un messaggio proprio per i futuri candidati sindaco a Venezia, che arriveremo a scoprire tra pochissimi mesi. Già si fa qualche nome, già si vocifera. Proprio in questi giorni, tra l'altro, Saccà si fa nuovamente e sempre più forte il nome anche di Luca Zaia. Lei questo come la vede? Ma vedremo adesso. Io francamente chi verrà proposto dal destra-centro mi interessa relativamente. Noi come centro-sinistra stiamo facendo un percorso che ormai dura da diverso tempo, di aggregazione, di stesura di un programma molto preciso e chiaro per la città, quindi francamente penso a quello che dobbiamo fare noi, e anche noi abbiamo il compito a breve di proporre il nome del candidato sindaco, e da lì inizierà col nuovo anno una campagna elettorale che ci vedrà impegnati per qualche mese, tutti i giorni, nella nostra città per proporre le nostre idee. Io guardo a casa nostra, quello che farà il centrodestra mi interessa relativamente poco. Il risultato del Partito Democratico, queste regionali a Venezia, fa ben sperare. Il Partito Democratico è il primo partito nel comune di Venezia, ma ancora più importante, la coalizione del centrosinistra è avanti sostanzialmente alla coalizione di centrodestra. Sappiamo che la partita è ancora aperta, non bisogna fermarsi, bisogna continuare nella nostra attività. Sarà una partita molto serrata e, appunto, per tornare al tema di oggi, sarà importante che tutti i candidati possano avere
avere le stesse opportunità, non ci devono essere dei candidati che sfalsati per motivi economici. Questo è una cosa che la nostra democrazia, che abbiamo visto già ha dei problemi anche ad essere attrattiva rispetto agli elettori, ecco, non può permettersi anche questo tipo di sfalsamenti. Va bene, con questa dichiarazione entriamo già nel vivo della campagna elettorale per le elezioni amministrative a Venezia. Io ringrazio Giuseppe Saccà, da Mestre Tutto restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori, all'operatore Simone Merlo, e ovviamente si continua con il Toto Zaia, farà questo, farà quest'altro, poi c'è anche, oltretutto adesso c'è il Toto Giunta, ma per Zaia i giornali stanno parlando di una... dopo l'elezione con 203.000 voti, della sostituzione di Roberto Ciambetti alla presidenza del Consiglio regionale e poi, come dice il Corriere del Veneto, candidato a sindaco di Venezia. Vediamo la prima pagina del Corriere del Veneto. Zaia candidato sindaco a Venezia, i colonnelli di Fratelli d'Italia adesso aprono consenso indiscutibile, per cui c'è questa, diciamo, per ora c'è questo piano a quanto sembra. Ancora, vediamo invece ancora per la cronaca, false attestazioni di residenza nel comune di Moggio Udinese, siamo in Friuli Venezia Giulia. I carabinieri della stazione di questo piccolo paese della Val Canale indagano su più di 80 brasiliani che avrebbero ottenuto la residenza con documentazione falsa. 6 denunciati, tra cui dipendenti comunali e amministratori della precedente amministrazione. Vediamo. 6 denunciati tra dipendenti e amministratori della precedente amministrazione comunale di Moggio Udinese per l'ipotesi di reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Si tratta di presunte attestazioni fittizie di residenza anagrafica nel comune della Val Canale allo scopo di ottenere la cittadinanza italiana richiesta da cittadini brasiliani che in realtà non avrebbero mai abitato a Moggio. Ad insospettire gli investigatori è stato il flusso anomalo dei brasiliani con presunte discendenze italiane che chiedevano la residenza sempre nelle stesse 2 abitazioni in pieno centro. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Giorgio Milillo della Procura della Repubblica di Udine, intende verificare la posizione di ben 84 soggetti brasiliani che nel periodo tra il 2018 e il 2024 avrebbero ottenuto la residenza ricavando in questo modo un beneficio derivante dal possesso del passaporto italiano che consente di viaggiare liberamente in molti paesi dove è più complicato entrare con il passaporto brasiliano. Ottenuta la residenza, i neocittadini italiani la revocavano per trasferirla di nuovo in Brasile o in altri stati dove risultavano avere i loro interessi. Tra i denunciati ci sono un 61enne di origini albanesi residente a Cassola e un 54enne brasiliano residente a Valbrenta, entrambi dunque in provincia di Vicenza. I 2 agivano come vere e proprie agenzie con tanto di pubblicità su siti web e fungevano da intermediari con l'ufficio anagrafe del comune di Moggio Udinese per il disbrigo delle pratiche. Allo scopo di ottenere la residenza venivano prodotti falsi contratti di affitto della durata di 3 mesi presso le 2 abitazioni. Secondo gli inquirenti, i 2 si avvalevano della complicità di alcuni dipendenti degli uffici comunali che avrebbero fatto finta di non accorgersi delle incongruenze e della macroscopica falsità presente nei documenti. Notevole il guadagno per i 2 agenti, dal momento che per ogni residenza ottenuta venivano pagati circa 6.000 euro. Il giro di affari sfiora il €500.000. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine. Ed entra nel vivo il processo in Veneto, questa volta per l'omicidio di Michael Boschetto avvenuto a Villafranca Padovana nell'aprile del 2024. In aula la testimonianza del poliziotto della Digos di Padova che aveva bloccato l'assassino Giacomo Friso. Volevo regolare i conti, è la frase pronunciata da Giacomo Friso all'alba del 27 aprile del 2024, poco dopo aver accoltellato a morte il vicino di casa Michael Boschetto nel cortile della sua abitazione di via Gomiero a Villafranca Padovana. A riferirlo in aula durante il processo per l'omicidio del 31enne il sostituto commissario della Digos Francesco Battinelli, vicino di casa di Friso, che lo ha inseguito e bloccato. Il poliziotto aveva visto i carabinieri e l'ambulanza dalla sua finestra e Giacomo Friso che scappava.
allora era uscito e lo aveva inseguito. Quando lo ha raggiunto, conoscendolo da tempo, gli aveva chiesto: Giacomo, cos'è successo? E il ragazzo, nervoso e sporco di sangue in volto, ha farfugliato alcune frasi che potrebbero essere cruciali per definire i contorni del delitto. Volevo regolare i conti, ha detto Friso, che ha sempre detto di aver bussato alla porta di Michael Boschetto per un chiarimento. Lui è uscito, lo ha colpito al volto e poi Friso è rientrato a casa e ha preso il coltello da cucina ed è tornato da Boschetto accoltellandolo. Il 31enne è stato colpito con 4 coltellate, 2 al volto, una alla mano e una al costato, risultata essere quella fatale. All'origine vecchi rancori. In aula durante le testimonianze il pubblico ministero ha riportato anche episodi legati all'uso di droga. Durante l'indagine nei mesi scorsi il padre di Boschetto aveva ritrovato anche un video in cui Friso si riprendeva poco dopo aver ucciso Michael e l'aveva consegnato agli inquirenti. In aula, oltre alla testimonianza del sostituto commissario Battinelli, anche quella del comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri, che ha ricostruito anche il pregresso dell'omicidio. Friso una decina di giorni prima, il 15 aprile del 2024, era uscito da una comunità di recupero del Vicentino. Aveva vagabondato tornando a Villafranca, dove 2 sere prima dell'omicidio di Michael Boschetto in un bar del paese aveva aggredito altri 2 amici. Dice Valentina Visentin, le aggressioni al personale sanitario dell'ULSS 3 Serenissima, il direttore generale nell'esprimere la vicinanza ai dipendenti ha fatto loro un plauso per aver saputo gestire al meglio queste situazioni. In media ormai il personale sanitario dell'ULSS 3 Serenissima si ritrova a subire quasi un'aggressione al giorno. L'ultima alla stazione di Venezia Santa Lucia, quando un 36enne ha morso sull'avambraccio un operatore sanitario. Il giorno prima l'episodio tra Mirano e Noale e prima ancora l'aggressione di un infermiere a Dolo. 10 giorni, 3 situazioni critiche, direi che sono un'eccezione anche per il nostro territorio, e comunque anche in questi casi alcuni provvedimenti che abbiamo adottato hanno cercato di limitare i danni. Noi già da tempo abbiamo un protocollo di intervento con le forze dell'ordine che abbiamo condiviso e sottoscritto, e abbiamo fatto percorsi formativi sul personale, che ormai si trova a scontrarsi sempre più frequentemente con episodi del genere. Anche in questo caso il nostro personale ha dimostrato una grande attenzione, una grandissima professionalità, perché in situazioni così rischiose sono riuscite a mettere a punto quelle misure necessarie per tutelare la persona e tutelare anche loro stessi. In questo contesto la direzione dell'ULSS 3 ha offerto il sostegno assicurativo e legale al personale sanitario. Il nostro applauso al personale che ha saputo tenere come riferimento quello che è il ruolo del personale infermieristico e medico per tutelare soprattutto la persona, e naturalmente la vicinanza verrà manifestata con tutti quei provvedimenti necessari anche a tutelare da un punto di vista amministrativo e giuridico le persone che sono state eventualmente coinvolte. Diamo i titoli del giornale di Vicenza, la prima pagina: caos a parcheggi a Vicenza, si può pagare solo in contanti. E poi tamponamento tra veicoli, code all'imbocco della tangenziale di Vicenza Est, al casello di Vicenza Est. La giunta Stefani in cantiere, Alberto Stefani nuovo presidente. Tra i 5 assessori di Fratelli d'Italia ci sono Rucco, eletto a Vicenza, Bond, eletto a Belluno, nel bellunese, e Valeria Mantovan, l'attuale assessore al lavoro e all'istruzione. Scusate, sarà attivo fino al 28 febbraio 2026 il piano di accoglienza invernale per i senza fissa dimora di Padova, posti per 175 senza tetto. Marta Zatta. Viste le rigide temperature, è già partito a Padova il piano di accoglienza invernale che fino al 28 febbraio 2026 ospiterà persone senza fissa dimora. Sono 9 in tutto le strutture che, per un numero complessivo di 175 posti, offriranno riparo ai più fragili, in prevalenza uomini, la maggior parte dell'età compresa tra i 35 e i 60 anni, come David, che ha perso la vita poco più di una settimana fa in piazza De Gasperi. Ogni vita che muore in strada è una ferita per Padova, è una ferita per la nostra comunità,
non ci sono molte parole che non suonino retoriche da dire rispetto a queste morti, se non un pensiero per loro, per la loro famiglia e soprattutto un impegno per l'istituzione a fare ancora di più e ancora meglio. In questo senso possiamo annunciare che l'accoglienza invernale è già partita a Padova in considerazione delle basse temperature che improvvisamente sono subentrate già nel mese di novembre, e possiamo dire anche che anche quest'anno collaboriamo con tantissime realtà e associative e volontari e volontarie che sempre ringraziamo. Numerose le realtà che aderiscono al piano di accoglienza, tra queste anche la Caritas diocesana. La rete di volontari è cresciuta e non è scontato perché è un servizio non facile, o perlomeno non così vicino sempre alle corde delle persone, e invece abbiamo scoperto una grande solidarietà, un grande desiderio di mettersi in gioco da parte non solo delle parrocchie e dei parrocchiani, ma anche di persone che hanno gravitato nelle parrocchie ma che non ne fanno parte. Accoglienza che può davvero cambiare la vita delle persone, come racconta Don Marco. C'è stata un'esperienza di un inverno dove questa persona è stata accolta in una parrocchia, stava vivendo un periodo di difficoltà anche fisiche, di salute, e quindi è stata accolta ma anche accompagnata. È nata una bella relazione anche con alcuni volontari che è continuata anche finita l'accoglienza invernale e maturata nel tempo con la sua capacità di ritrovare un lavoro, di ritrovare una sistemazione e quindi anche con il desiderio poi di rimettersi lui in gioco e quindi di diventare volontario l'anno dopo nelle accoglienza. Fino al 12 dicembre il punto di raccolta delle richieste sarà nello spazio di coworking di Piazza Gasparotto. Nelle settimane successive lo sportello tornerà nella consueta sede di Casetta Borgomagno. Prima pagina dell'Arena di Verona, vediamo i titoli. Partita da Olimpia, la fiaccola dei giochi invernali. A Verona è Black Friday per i biglietti, ma restano altissimi. Donazione organi, crescono i no all'anagrafe, contrario il 40%, e poi una mamma single perseguitata da uno stalker digitale, 6 anni da incubo e ho paura per la mia bambina. L'inquinamento da PFAS, il monitoraggio e poi anche i rischi di inquinamento e i rischi per la salute. Il sindaco di Isola Vicentina dice che serve una task force tra le istituzioni. Sentiamo Luisa Bertini. Sale l'attenzione da parte dei sindaci di tutto il territorio vicentino in tema di PFAS, alla luce dell'indagine sulla presenza di PFBA che sarebbe stata riscontrata nel materiale di scavo proveniente dai lavori per la realizzazione delle gallerie della Pedemontana Veneta. I sindaci e anche dei comuni non direttamente interessati chiedono si faccia ordine e chiarezza sul tema, come Isola Vicentina. Il territorio comunale di Isola Vicentina non è stato interessato dai depositi di terre di scavo provenienti dai lavori per la costruzione di Pedemontana. Tuttavia la preoccupazione è alta, soprattutto per quello che riguarda i livelli di sostanze che sono state trovate negli altri pozzi, negli altri comuni. Sappiamo benissimo che le falde acquifere non conoscono i confini amministrativi. Viacqua ci ha comunicato che in un pozzo dismesso, scollegato, è importante sottolinearlo, dal sistema acquedottistico attuale del comune di Isola Vicentina, che invece pesca le acque dalla Valle dell'Astico, questo pozzo sono stati rilevati in questo pozzo PFBA superiori alla norma. È bene che Viacqua ci abbia informato, è un elemento di monitoraggio che ci rassicura, tuttavia la preoccupazione rimane alta perché credo che non si stia affrontando in maniera adeguata la problematica. Elemento da non sottovalutare pur evitando allarmismi. Nulla da temere per quanto riguarda il sistema acquedottistico, rassicura il primo cittadino, che incalza le istituzioni a più livelli affinché facciano squadra attraverso una task force tra più enti. La rete acquedottistica di Isola Vicentina è al sicuro, ce lo dice Viacqua, proprio perché le opere di captazione sono molto a nord rispetto alle elevazioni, siamo nelle valli dell'Astico, nel comune di Arsiero. Tuttavia la politica non deve sottovalutare questo elemento di novità proveniente dalla costruzione di un'importante infrastruttura. La politica deve darsi da fare, credo che sia tempo di costituire una task force dove la regione, la provincia, ARPAT ma anche l'università possano essere coinvolte
per garantire nel più breve tempo possibile tutti gli elementi di rassicurazione alla cittadinanza e individuare poi anche le soluzioni nel momento in cui il problema fosse diffuso. Allerta PFAS anche in provincia e per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina che sono con Filippo Negro, assessore provinciale all'ambiente. A te Luisa. Continua l'allerta sui PFAS un po' in tutto il territorio provinciale vicentino, anche alla luce della conclusione delle indagini relative alla Pedemontana. Io mi trovo in compagnia con l'assessore all'ambiente Filippo Negro. Lunedì in provincia c'è stato un consiglio provinciale ad hoc proprio per parlare di questa tematica che riguarda tanti sindaci del Vicentino. Sì, lunedì pomeriggio abbiamo appunto parlato di tutto ciò che è stato fatto dalla provincia di Vicenza in questi anni sul tema PFAS e io ringrazio davvero di cuore tutti i consiglieri provinciali e il Presidente poiché abbiamo approvato all'unanimità una mozione molto importante che impegna e dà forza appunto al nostro Presidente affinché possa richiedere al nostro Parlamento una legge ad hoc che metta al bando appunto i PFAS. Ecco, voi dalla provincia avete anche creato un tavolo di coordinamento con 17 sindaci del Vicentino interessati o meno dalla tematica. Come vi state muovendo con questo tavolo di coordinamento? Il 19 dovevano presentare le osservazioni. Sì, ci siamo incontrati già 2 volte, in particolare il 5 e il 12 novembre. L'obiettivo era quello di cercare di mettere nelle condizioni appunto tutti i comuni affinché potessero presentare osservazioni alla VIA. Ciò è stato fatto in maniera appunto in concertazione con tutti i comuni e la provincia. Sono state inviate le osservazioni il 18 novembre, la scadenza era il 19 e la volontà è quella di continuare con questo coordinamento e quello di cercare di ricreare il più possibile anche all'interno dei nostri uffici una task force che possa mettere in condizioni tutti i comuni di regolamentare e di dare anche modo appunto a tutti gli uffici tecnici di dare la giusto aiuto anche ai cittadini, la giusta tutela appunto del nostro territorio. Ecco, infatti molti sindaci chiedono anche appunto che venga creata una task force tra comuni, provincia, regione e anche ministero. Sì, la volontà c'è, noi l'abbiamo chiesto, gli scambi con la regione sono continui e costanti, fortunatamente anche ARPAV sta facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità per tutelare appunto e per controllare affinché l'emergenza PFAS rilevata appunto nelle terre e rocce di scavo non vada a contaminare le falde acquifere e quindi la provincia c'è e cercherà il più possibile di tutelare tutti affinché questa nuova emergenza PFAS non assomigli neanche lontanamente a quella che purtroppo abbiamo già dovuto vivere più di 10 anni fa. Ecco, uno dei nodi su cui tornano tanti sindaci è quello dei pozzi privati. Lì com'è il monitoraggio? Sì, la questione pozzi privati è sicuramente una questione più complessa poiché mentre per quanto riguarda l'approvvigionamento da acquedotti pubblici sono costantemente monitorati dagli enti gestori e quindi ne approfitto anche per rassicurare tutti i cittadini poiché se voi bevete acqua appunto dagli acquedotti potabili pubblici siete sicuri appunto che sono in continuo e costante monitoraggio. Per quanto riguarda i pozzi privati esiste un obbligo normativo che obbliga appunto tutti i privati al monitoraggio. Qualora da questo monitoraggio emergesse qualche situazione di criticità, vi prego di informare subito il sindaco del vostro comune che si attiverà con gli enti competenti, in particolare con l'US poiché la questione diventa sanitaria e quindi poi cercheremo anche noi di attivarci con ARPAV affinché si possa cercare di capirne le criticità e capire da dove appunto può nascere un eventuale valore anomalo in quelle analisi. Ecco, l'avete sentito, il monitoraggio è continuo, anche il dialogo tra i vari enti della provincia. Io ringrazio Filippo Negro per essere stato con noi.
Grazie molte Luisa Bertini e Simone Squarcina per la parte tecnica. Adesso vediamo l'amministrazione comunale di Pederobba che ha organizzato per oggi nella sala municipale un incontro aperto a tutta la cittadinanza sulla presenza dei lupi sul Piave. Questo mentre è stata avvistata una coppia di lupi che presto, dicono gli esperti, si trasformerà in un branco. 3 settimane fa alcuni avvistamenti, alcuni episodi di predazioni all'interno di proprietà di cittadini o di allevatori amatoriali che ci hanno subito mosso ad agire tempestivamente. Tornano i lupi sul Piave. Dopo l'esemplare solitario a Ponte di Piave, ora gli avvistamenti danno per certo una coppia sul greto tra Covolo e Vidor. E le predazioni di pecore e capre hanno spinto l'amministrazione di Pederobba a coinvolgere un faunista con esperienza in Italia e all'estero. È Fabio D'Artora, esperto in biodiversità che da diverso tempo segue l'evoluzione dei lupi nel nord-est e che ha contribuito a gestire quello ferito e malconcio di Ponte di Piave. Il suo compito sarà spiegare a cittadini e allevatori caso per caso come comportarsi, considerando che questa specie è protetta dall'Europa. Diciamo subito, non fatevi, come dire, giustizia da sé con le doppiette. Beh, è chiaro, c'è una legge che parla molto chiaro sia a livello europeo sia a livello nazionale. Quello che possiamo fare come amministrazione è proprio dare maggiore informazione e strumenti per prevenire. Ma quali saranno i consigli che lei darà intanto agli allevatori? Beh, i consigli saranno quelli di fare prevenzione, quindi agli attacchi con l'uso di reti elettrificate, recinti messi in sicurezza. Bisognerà studiare caso per caso e trovare le strategie più adatte alla tipologia di allevamento. Invece i consigli ai cittadini, ma il lupo attacca l'uomo? Il lupo è un mammifero carnivoro e le sue prede sono gli animali selvatici ungulati e variando poi con gli domestici, quindi come caprioli, cervi, cinghiali. L'uomo non rientra fra la sua dieta. Certo va monitorato per capire se si innescano delle situazioni di confidenza particolare dove bisognerà interagire. Come mi devo comportare se a distanza vedo un lupo? Allora, sicuramente non gli vado incontro, mi allontano semplicemente. Solitamente è sempre l'animale ad allontanarsi per primo. Giovedì sera un incontro aperto a tutti, poi a seguire consulenze mirate a chi ha subito predazioni. Ma l'amministrazione di Pederobba vuole andare oltre e chiede il sostegno del nuovo governo regionale per adottare dei radiocollari. Chiediamo di finanziare uno studio di monitoraggio sistemico di questa specie che ha costi molto alti che non possono essere sostenuti dai nostri comuni, proprio perché radiocollare questi lupi e questi esemplari è fondamentale per appunto consentire una convivenza pacifica tra le specie. Allora, tra poco parleremo anche di politica, anche della cronaca sindacale, però vediamo una notizia che è arrivata da poco, pubblicata dal Gazzettino. Frana ad Alano, siamo nel Bellunese, grandi massi e detriti invadono la strada, la provinciale è stata chiusa, c'è un'allerta, prestare la massima attenzione. Vediamo adesso la crisi della ex Sitland di Nanto, ci torniamo perché è un'azienda produttrice di sedie che sta rischiando la chiusura a seguito della improvvisa decisione della proprietà di portare parte dei dipendenti a Pordenone. I lavoratori in massa ieri si sono recati in municipio. Vediamo. Scesi in strada erano quasi tutti i 100 dipendenti della ex Sitland dello stabilimento di Nanto a protestare per la chiusura repentina della storica produzione di sedie per uffici avviata qui nel 1977. Una decisione presa dai vertici dell'azienda acquisita da un anno dalla multinazionale We Do Spaces con sede a Pordenone. Non sarebbe stata avviata però una procedura di ridimensionamento a seguito di una contrazione né di utili né di mercato, ma la decisione di accentrare la produzione a Pordenone. Ai dipendenti sarebbe stato offerto di mantenere il posto di lavoro, ma di spostarsi quotidianamente a 150 km di distanza con un pulmino aziendale. A sostenere le ragioni di lavoratori e famiglie, i sindaci dei comuni della Riviera Berica, che hanno accolto una delegazione in municipio. È stato un fulmine a ciel sereno, se ne sta parlando da un paio di settimane, non di più, e questa cosa sta spiazzando sia i dipendenti che noi come rappresentanti
dipendenti delle amministrazioni comunali, perché avrà un grosso impatto sociale. Il nostro territorio della Berica non è così florido dal punto di vista industriale, quindi voi capite che una realtà così che chiude è sicuramente una cosa che impatta molto su tutto quanto il tessuto produttivo. Noi siamo vicini, cercheremo di portare sicuramente anche la parte politica, che è quello che possiamo fare noi, in modo che ci sia cassa di risonanza, perché di solito le grandi multinazionali cercano che queste cose vadano via tranquille e lisce, senza tanto scalpore. È un momento importante, è un territorio particolare nostro, il lavoro è sempre stato l'inizio, il fulcro, i progetti e il futuro per tutti i nostri territori. Questo è un momento importante, le amministrazioni ci sono, è il momento della politica. La politica, forse anche più alta delle amministrazioni, deve scendere nel territorio. E i dipendenti sono intenzionati a proseguire l'attività produttiva e avrebbero un piano da sottoporre alla proprietà per non delocalizzare. Sentiamo le loro voci. Siamo in 101 persone che non hanno più lavoro, si chiudono, e andare fino a Pordenone non è una soluzione adatta per tutti quanti. Mi hanno proposto un pullman, lei lo prenderà, Andrea? No, perché io ho già fatto questa esperienza quest'estate a luglio e mi sono sorbita per un mese 300 km al giorno con dei miei colleghi e arrivi a casa che non è il lavoro che ti pesa, ma è la strada. Sono 30 anni quasi che lavoro qua e sinceramente non ce l'aspettavamo. Io personalmente ho sempre creduto al nostro direttore, a tutto quello che ci diceva, perché per loro noi eravamo il centro di questa azienda e invece tutto a un tratto il centro non lo siamo più. Però un preavviso così scarso è stato quello che ha fatto scatenare, secondo me, tutta una serie di anche difficoltà che adesso hanno le persone, perché chiaramente se fossero state avvisate prima qualcuno avrebbe scelto prima cosa fare. Noi ci aspettiamo dall'azienda, ma soprattutto anche dalla holding, dalla We Do Holding, che voglio dire dietro c'è la famiglia Doimo, che dovrebbe prendersi, come dire, la responsabilità morale, sociale ed economica per sostenere questa crisi e mantenere qui la produzione. Noi siamo determinati perché crediamo ancora che ci possa essere attività produttiva qui a Nanto, perché è una società così importante, con le proposte che ha fatto, deboli, inconcludenti, anche inefficaci nel tempo soprattutto, non ci convincono molto. Siccome ci è stato detto che il problema maggiore qui è l'affitto, che sembra che sia spropositato rispetto alle entrate che l'azienda ha in questo momento qua, vogliamo trovare una soluzione, perché grazie anche ai sindaci che sono qui presenti, ai sindacati, abbiamo capito che probabilmente, anzi sicuramente, ci sono delle opportunità diverse. Il dopo elezioni vediamo la Lega in Consiglio regionale che potrebbe scindersi in due gruppi, il secondo con il nome di Alberto Stefani. Per Zaia ci sarebbe la presidenza del Consiglio regionale al posto di Roberto Ciambetti. E poi il Partito Liberale e la Tentazione Venezia, tutti gli scenari del consigliere Zaia. Si andrà anche alle amministrative di primavera, non c'è soltanto Venezia, ci sono anche i comuni in cui c'erano sindaci diventati consiglieri regionali, tra questi Paola Roma di Ponte di Piave e poi Rossella Cendron di Silea. Sindaci sono diventati anche quelli di Albignasego e di Arzignano. Deciderà il presidente Stefani quali saranno i ruoli e tutte le opportunità e rispetto a questo, insomma. La formula è quella di rito, deciderà il presidente, ma è chiaro che il risultato ottenuto dalla leghista Paola Roma alle regionali, 8.485 le preferenze personali, la mette in una posizione contendibile per un posto nella nuova giunta Stefani, situazione speculare rispetto a quella di un'altra leghista, la consigliera uscente Sonia Brescaccin, già sindaca
sindaca San Vendemiano che dalla sua ha ben 9.539 voti, 2 miss preferenze che hanno lo stesso background. Brescaccin è stata presidente della 5ª Commissione Sanità a Palazzo Ferrofini, Roma attuale presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. La materia insomma sulla quale ovviamente vorrei poter continuare a portare il mio contributo è legato appunto alla parte del sociale, in particolare proprio rispetto anche alle nuove sfide che ci sono degli ambiti territoriali sociali. Insomma, la sfida tutta interna tra Roma e Brescaccin sembra soltanto all'inizio, anche se Radio Palazzo non esclude il rientro, con un assessorato esterno di Alberto Villanova, Zaiano di stretta osservanza. In Fratelli d'Italia, in pole position c'è Claudio Borgia, che a ring però sta attento a non sbilanciarsi. Guardi, no, facciamo queste previsioni che solitamente portano male. Per una campagna elettorale che si chiude ce n'è un'altra che si apre, quella delle comunali di primavera. Alle sfide pesanti di Castelfranco e Conegliano ora si aggiungono i comuni orfani dei sindaci eletti in regione, Ponte di Piave appunto con Paola Roma e Silea con Rossella Cendron. Tra dicembre e gennaio, stando alla procedura, i consigli comunali dovranno dichiarare la decadenza delle prime cittadine per incompatibilità, poi la reggenza ai vice sindaci e le urne. A Silea, pare di capire, già le idee sono abbastanza chiare. Siamo al secondo mandato Cendron, ma prosegue il progetto che era stato anche con il sindaco Silvano Piazza e quindi ci assicureremo che Silea abbia il buon governo che in questi anni ha ben amministrato. Più che un addio, un arrivederci, ma in altre vesti. A Silea il cambio di ruolo è visto per lo più come un valore aggiunto. Promossa a pieni voti. Lei è contento che vada in regione? Sono felicissimo. Ok. Abbastanza promossa, dai. Un po' meno per Silea, più per Cendon e Sant'Elena, ma... Gli auguri miei personali e della mia famiglia. Ad Rossella Oara io la chiamo. Speriamo comunque rimanga sempre nella zona e con noi, insomma. Allora, qui eravamo a Silea e intanto la sorpresa di queste elezioni è stata quella di Resistere Veneto, il movimento di cui è presidente Riccardo Szumski. Ieri sera a Focus c'era il secondo consigliere eletto, oltre a Szumski, cioè Davide Lovat. Sentiamo una parte del suo intervento. La disaffezione che ha portato a disertare le urne oltre metà degli aventi diritto è quella che ha portato anche alcuni altri invece a provare a dare fiducia a noi, che siamo stati identificati come persone che cercano di nuovo di proporre una politica del servizio dell'ascolto. Una vicinanza umana, cioè tornare a far sembrare alle persone che esista una democrazia al posto di una partitocrazia. Sempre più i partiti, io parlo di percezione della gente, sono visti non più come l'agenzia sociale che veicola presso le istituzioni le istanze del popolo, ma come strumenti che invece calano verso il popolo decisioni prese altrove. E la sensazione è che le decisioni di fondo siano sempre le stesse a prescindere da chi cambia in cabina di comando. È questo che genera sfiducia nei confronti della politica e molti se ne vanno, dicono a cosa serve votare se poi alla fine sulle macro decisioni rimane sempre la stessa cosa. Io porto una testimonianza, ho partecipato alla campagna elettorale assieme agli altri e io confermo che sentendo gli altri candidati ci sono tante belle proposte, competenza, intenzione di far bene, ma sembra quasi più un esercizio per far capire a chi partecipa agli incontri che le persone sono preparate nella loro candidatura. Ma in realtà la massa delle persone, la grande massa delle persone, vota per identificazione con un modo di vedere e vota quasi facendo il tifo. Oppure dice, si fa la domanda, a cosa serve votare? Allora ecco, Resistere Veneto è stata vista come una formazione che ha provato a riportare un senso di umanità in una società che sempre più sembra invece andare verso un approccio a parametri. Così Davide Lovat ieri sera a Focus. Andiamo in pubblicità con Francesca Pezzo, Italo Morao, state con noi, torniamo subito.
nuovo in diretta con Focus TG, torniamo alla cronaca, c'è un boom di richieste di pistole ad aria compressa, taser e spray al peperoncino per difendersi dai ladri in casa. E avete sentito, abbiamo aperto questa edizione con altri furti, sono ormai decine al giorno. A Preganziol la testimonianza di un negoziante che si occupa di questo settore, lo ha incontrato Lina Paronetto. Qui al centro tattico di Preganziol con Davide Favaretto, il titolare che ringraziamo, c'è Davide un aumento di persone che vengono a chiedere strumenti per la difesa delle proprie abitazioni. Sì, per la difesa personale rispetto agli anni scorsi abbiamo avuto un'esplosione di richieste, la gente non si sente sicura e i furti in casa, sempre da quello che sentiamo, che sono aumentati in modo esponenziale, quindi la gente cerca di tutto per difendersi e quello che abbiamo registrato qua è che la gente ha paura rispetto agli anni scorsi, che era più un parlare, un dire sì, le prendo qualcosa per difendermi. Quest'anno la gente viene dentro, chiede e prende, si sentono molto molto insicuri sì, anche per noi è strano. Abbiamo tutte le scorte, sono finiti in pochi giorni, arrivano e vanno via. E quindi sì, è una situazione un po' particolare. Cosa vi chiedono in particolare? Dal taser a tutto quello che si può usare per difendersi, pistole a pallettoni per difesa abitativa, tantissime, infatti appena arrivano già vanno via, durano qualche ora, sono prenotate eccetera. Il problema è che la gente deve anche capire che certi strumenti, certe cose bisogna anche saperli usare, è quella la mia preoccupazione. Si tende a spiegare tutto quello che si può, però diciamo che c'è proprio paura. Quindi sono, diciamo, degli strumenti che non servono a fare del male, ma la gente le vuole come deterrenza, a spaventare magari un qualcuno che gli entra in casa, vedendoli con queste... La gente vuole difendersi, non spaventare, la gente vuole proprio difendersi, ha paura. Questo è. E chiedono appunto strumenti che siano anche in grado in qualche maniera di farlo. Tutto quello che c'è per difendersi la gente lo chiede, dallo spray al peperoncino, alla pistola a pallettoni, tutto quello che c'è. Io naturalmente, per politica mia, quando vengono dentro e chiedono coltelli per difendersi, io non li do. È una cosa che, certa gente veramente non sa di che cosa parla. Io dico che ci vuole sempre un po' di testa anche in queste cose qua, perché sennò si rischia di fare dei danni. C'è anche una normativa ben precisa su questo fronte, ma c'è anche una normativa che ha alleggerito in qualche maniera il possesso di determinati strumenti. Su questa cosa non sono informato. In ogni caso, appunto, avete delle liste addirittura di prenotazione? Lunghissime. Di quanto più o meno? Anche 1 mese e mezzo per alcuni prodotti. Come i taser arrivano e vanno via. Ricordiamo che tutti questi prodotti qua molte volte sono per difesa animale e la gente comunque viene dentro, non gli interessa, prende, compra e molte volte può incorrere a problemi con la legge. È per quello che tanta gente ha paura, non controlla la paura e sì, è un problema adesso. Di cosa hanno paura? Dei ladri, ma anche di passeggiare per strada? Allora dipende in che contesto sei. Ultimamente, prima era Mestre, la paura, prendo lo spray del pepe, mia figlia prende il treno, va a Mestre, a Padova eccetera. Nell'ultimo anno Treviso, tantissimo. Quindi sì, sta cambiando un po' la cosa. Lo spray del pepe comunque è il prodotto più venduto in assoluto. Grazie a Davide Favaretto qui da Preganziol con Nicoletta Rizzetto. Abbiamo dato una dimostrazione, grazie alla testimonianza di Davide, di quello che è il sentimento naturalmente dei cittadini, anche trevigiani. Hai detto bene Lina Paronetto, grazie anche a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Pensate che ad Altivole l'altro giorno 40 residenti di Altivole sono andati a caccia dei ladri armati di bastone, anche con l'utilizzo di un drone termico per trovare i malviventi. La gente è esasperata, non ne può più, lo Stato fa poco o nulla, non dà rinforzi a carabinieri
e polizia, e questa è una situazione di cui invece bisognerebbe discutere, e non soltanto in campagna elettorale, poi con interventi precisi, interventi adeguati a questa vera e propria emergenza. E a Mestre il secondo anno di Riprendiamoci la notte, il progetto nato dopo la morte di Giacomo Gobbato, accoltellato, ricorderete, in Corso del Popolo. Con l'occasione è nato un video musicale rap dedicato proprio a Gobbato. Ormai è da tempo che non penso ad altro, un amico morto colpa del coraggio. La city di notte che sta peggiorando, gente che dorme per strada senza un letto caldo. Non resto calmo, divento matto, il governo che sta regolandoci senza tatto. Un video musicale destinato a diventare virale con un testo altrettanto forte di Panda, artista veneziano, in occasione della seconda edizione del progetto Riprendiamoci la notte, nato dopo la morte di Giacomo Gobbato, Jack, accoltellato a Mestre mentre tentava di sventare una rapina. Insieme a lui c'era l'amico Sebastiano, ferito ma salvo. Panda, oltre che essere un grande amico di Jack, ha deciso anche di partecipare direttamente al progetto sia l'anno scorso che quest'anno. Ha deciso di dedicargli un brano, riuscendo a descrivere il tutto con parole che difficilmente altri avrebbero potuto trovare. Rappresenta esattamente quello che è successo dopo la morte di Jack e quello che Jack è riuscito a fare, cioè creare delle connessioni incredibili e far stare insieme e collaborare per fare qualcosa di bello e importante. Tante persone diverse che hanno messo a disposizione quello che di meglio sanno fare. Noi vogliamo riprenderci la notte, a testa alta anche contro le botte. Noi vogliamo riprenderci la notte, giriamo le strade dalle 0 a mezzanotte. Già lo sai che noi vogliamo riprenderci la notte. Il video arriva proprio con l'avvio della seconda edizione del progetto. Un progetto di solidarietà che si basa sul portare tè caldo, coperte, beni di prima necessità a chi vive in strada, con l'obiettivo da una parte di abbattere quel muro di diffidenza che spesso viene a innalzarsi e dall'altra con l'obiettivo di mantenere anche un presidio sociale nelle strade. Vogliamo riprenderci la notte. E andiamo a Bassano del Grappa, dove è guerra ai monopattini, a coloro che li guidano senza rispettare le regole. Sentiamo. Il monopattino non è un gioco e soprattutto chi lo guida non deve essere sotto l'effetto di alcol. È quanto stabilisce una sentenza della Cassazione in merito a una vicenda che riguarda un 55enne del Vicentino, fermato dopo un incidente stradale mentre conduceva ubriaco un monopattino. Per l'uomo è scattata una sanzione per guida in stato di ebbrezza e a nulla sono serviti corsi e ricorsi per chiedere la cancellazione del provvedimento. Giudici inflessibili, condanna confermata per il 55enne che ora deve pagare tutte le spese processuali. Ed è proprio questa vicenda che solleva ancora una volta la questione della pericolosità dei monopattini se usati senza il rispetto delle regole stradali, come conferma il comandante della Polizia Locale di Cassole Mussolente, Massimo Munari, che solo nel territorio di sua competenza in neanche 11 mesi ha comminato ben 65 multe per uso improprio del mezzo in questione. Come si deve viaggiare su un monopattino? Allora, intanto si deve aver compiuto i 14 anni. E si deve indossare un casco protettivo, non si può utilizzare al di fuori dei centri abitati, quindi su strade con limite di velocità sopra i 50 km/h è vietato l'utilizzo, non si possono utilizzare i marciapiedi e non si può andare contromano e chiaramente in orario serale e notturno vanno utilizzati i dispositivi di illuminazione previsti, quindi anteriore e posteriore. Vietato anche il trasporto di passeggeri, oltre all'obbligo della targa, il conseguente obbligo di assicurare i monopattini che dovrebbero entrare in vigore già la prossima primavera. Munari lancia un appello soprattutto ai più giovani. Quello di utilizzarlo con testa, con il casco in testa anche, e rispettando le comuni regole di prudenza, ecco.
Servizio di Vanessa Banzatto e restiamo a Bassano del Grappa per una pista di pattinaggio su ghiaccio davanti al Duomo di Santa Maria in Colle e scattano le polemiche. Con sorpresa e rammarico mi sono trovato di fronte a qualcosa che ritengo personalmente uno scempio, una pista di pattinaggio eretta a ridosso dell'ingresso del Duomo. Mi chiedo ma quale criterio di valutazione è stato adottato dalla nostra amministrazione per acconsentire al montaggio di quella struttura proprio lì? Sono le parole di un nostro telespettatore che ci ha inviato una mail per dimostrare la sua contrarietà all'installazione in Piazza Castello a Bassano della pista di ghiaccio per il periodo natalizio, la stessa che lo scorso anno era stata installata nel parco del Buonaguro, risultando però un vero e proprio flop. In questi giorni i tecnici stanno lavorando in vista dell'inaugurazione prevista per sabato prossimo, 29 novembre, ma già fuori dal microfono e telecamera si stanno sollevando non pochi malumori, a cominciare proprio da chi ci ha scritto che, facendo parte del gruppo di volontari impegnati a tenere aperto lo storico Duomo di Santa Maria in Colle, sta valutando assieme ai colleghi l'ipotesi di tenere chiusa la chiesa. E allora abbiamo girato la questione direttamente all'assessora Pontarollo. Io rispondo che l'idea dell'amministrazione era quella di creare un grande villaggio di Natale proprio al castello, un luogo che comunque deve essere valorizzato sempre di più durante tutto l'arco dell'anno, come di consueto proprio nel Tito Gobbi abbiamo la casa di Babbo Natale con gli elfi, abbiamo voluto dare qualcosa in più ai bambini con le famiglie che salgono al castello proprio per andare in visita a Babbo Natale. Ovviamente c'è stato fatto il percorso di richiesta alla soprintendenza che ha dato l'ok ed è stata installata in modo tale comunque da non ostruire il passaggio e l'entrata in chiesa. Sarà chiesto durante le messe di mantenere il silenzio, ma c'è anche un altro aspetto legato a eventuali disagi che potrebbero essere causati a chi lavora negli uffici tecnici in Piazza Castello dal rumore del generatore che serve in azione 24 ore su 24 per il ghiaccio della pista e la musica che accompagnerà chi la utilizzerà. Porteranno pazienza per qualche settimana e a gennaio torneranno a lavorare in estrema tranquillità e quiete. A Treviso ho presentato il progetto di riqualificazione del palazzo della Camera di Commercio in Piazza Borsa. Creare un luogo in cui la gente possa tornare a vivere e creare situazioni con una qualità spaziale e architettonica idonea. Un progetto complesso, quello di riconvertire il mastodontico Palazzo della Borsa, un edificio vincolato storicamente con superfici e volumi poco malleabili. L'intervento dell'architetto Trabucco dona modernità ed ecosostenibilità, è pensato per ridare alla comunità intera uno spazio vivibile ed attrattivo. Sul tetto si apriranno un patio e un ristorante con giardino pensile e pavimento fotovoltaico, anche solo camminandoci sopra si accumulerà energia e poi il dialogo con l'acqua e la natura sarà costante da ogni lato delle facciate che saranno preservate e rese antisismiche, in costante dialogo con i giardini di Sant'Andrea. La parte calpestabile la realizziamo con questi pannelli fotovoltaici che sono calpestabili, anche questo è peraltro un altro brevetto italiano, perché la cosa poi che mi è interessata è di coinvolgere tutte persone italiane e moltissimi trevigiani dentro a questa avventura. Si procederà con demolizioni interne a piccole porzioni per minimizzare l'impatto sia sullo stesso edificio che su quelli circostanti. Ci sarà un parcheggio sotterraneo per circa 40 auto riservato ad ospiti e lavoratori. L'intero quarto piano sarà di destinazione commerciale, così come anche alcuni spazi al piano terra, dove prenderà vita anche un altro bar-ristorante che aprirà sui giardini di Sant'Andrea. Ci sarà molto legno e vetro, ma anche pietra e alcune aperture che daranno luce all'intero spazio interno. L'edificio si dissolve su alcuni lati, come avete visto in alcune immagini, per far entrare il verde e con il verde dialogare, per poi culminare nello spazio del tetto giardino per creare questo luogo pubblico, consente di garantire la creazione di un'oasi verde e nello stesso tempo luogo panoramico attraverso cui vedere e relazionarsi con la città. Anche sul lato di via Fiumicelli tutte le case che affacciano sull'acqua saranno riqualificate in modo completamente omogeneo. Davvero interessante, vediamo i commenti su questo progetto, vediamo. Devo dire che il progetto è davvero molto bello, avveniristico, tecnologicamente avanzato e quindi
un progetto che rigenererà il quadrante di Piazza Borsa e i giardini di Sant'Andrea, che darà nuova luce a quel quadrante così importante, quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per un progetto di grande successo per la città. La soddisfazione è palpabile. La missione di aver trattenuto nel cuore della città uffici e lavoratori della Camera di Commercio era il primo obiettivo dell'amministrazione. Il secondo era riqualificare il quadrante, troppo spesso alla ribalta delle cronache cittadine per episodi di microcriminalità. Il prossimo anno il presidente Pozzi e la sua squadra si trasferiranno in zona San Francesco, a Palazzo da Borso, il cui restauro però necessita ancora di qualche tempo. La soluzione che con l'architetto Trabucco abbiamo studiato è proprio quella di dare a questo palazzo la dignità, la comodità, l'innovazione e l'ambientabilità con il contesto. Credo che insomma, da come avete potuto vedere, tutti questi elementi messi assieme danno quel bel risultato che adesso è sulla carta ma che si tramuterà tra qualche anno. Il progetto, del valore di 45 milioni di euro, è infatti solo sulla carta. Ora serviranno pratiche che porteranno all'affidamento dell'appalto in primavera per poi aprire il cantiere entro il 2026, per almeno 2 se non 3 anni di lavori. La novità è l'appalto integrato, che consentirà anche un considerevole risparmio. Questo appalto che ci permetterà di costruire la sede con un esborso minimo, si andrà per compensazione. Gli spazi, una parte degli spazi saranno ceduti all'impresa che vincerà la gara d'appalto, per compensazione poi dei costi, se i valori saranno a favore dell'impresa noi daremo all'impresa o viceversa. Al privato potrebbero andare infatti anche circa 300 metri quadri con cui realizzare 5 mini appartamenti di 60 metri quadri ad uso foresteria e la gestione del ristorante sul tetto o degli spazi accessibili al pubblico, ma le ipotesi e le idee potrebbero anche cambiare in corso d'opera. Servizi di Elena dal Forno, andiamo in pubblicità, state con noi, grazie. Andiamo con un titolo della Tribuna di Treviso. Ada festeggia i 97 anni facendo acquagym. Sono troppo giovane per la ginnastica dolce, l'età non vuol frenare voglia e determinazione dell'anziana di Conselve nel Padovano, istruttrice, una forza della natura ed esempio per tutti gli iscritti. Titolo della Tribuna di Treviso, ma è una storia del Padovano, di Conselve. Stasera gli ospiti di Focus: Khaled Alzer, Marcello Bano, Paolo Borchia, Anna Brondino, Nicola Falconi, Gennaro Marotta e Giorgio Pavan. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci, buona giornata.